Sono risorse per investimenti, che sia chiaro, perché dal punto di vista della spesa corrente la provincia è al limite delle sue possibilità. Un tesoretto che sfiora i 29 milioni di euro accumulato negli anni e quasi del tutto indisponibile prima per la gestione commissariale, poi per la legge del Rio che di fatto ha impedito di impegnare queste risorse che ora bisogna capitalizzare. Roberto Padrin smorza subito le accuse di immobilismo e di scarsa progettualità rivolte a Palazzo Piloni il giorno dopo l'approvazione del consuntivo. In questi anni, soprattutto adesso, siamo ripresi, soprattutto perché siamo riusciti a potenziare il personale. Purtroppo abbiamo avuto un taglio del 30% che ci ha impedito di fatto di portare avanti tutta una serie di progetti che volevamo fare. Adesso le cose sono cambiate progressivamente, adesso stiamo aspettando di nominare anche il nuovo responsabile dell'area tecnica che è andato in pensione, quindi abbiamo sicuramente dei limiti legati al personale, però la macchina è ripartita. L'obiettivo è potenziare gli investimenti sulle funzioni fondamentali della provincia: difesa del suolo, edilizia scolastica e viabilità. Su quest'ultimo punto, spiega il presidente Padrin, la convenzione con Veneto Strade vale 8,8 milioni di euro ad oggi. La provincia sta aspettando perciò la riclassificazione delle strade e la revisione della convenzione che consentirà di risparmiare risorse utilizzabili in altri ambiti. I primi passi sono stati fatti con gli accordi di programma tra provincia e comuni finalizzati a risolvere diverse criticità di difesa del suolo. Poi c'è la partita dei fondi di confine, 130 milioni di euro su 5 anni. Che stiamo anche qui valutando la programmazione 2019-2023. Purtroppo abbiamo perso alcuni mesi per il Covid, sta partendo. Le risorse del fondo si uniscono a quelle dell'avanzo di amministrazione al piano infrastrutturale previsto per le Olimpiadi. Delle 4 varianti previste, però, quella di Cortina è ancora ferma al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il rischio è che non possa essere pronta entro il 2025.